Parliamo di economia, gli indicatori dicono che l'Italia continua ad essere il fanalino di coda in Europa, ma l'Europa può allentare la sua pressione sull'Italia? L'Europa credo che aspetti dall'Italia proposte serie che fino ad oggi non sono avvenute. La settimana scorsa io ho incontrato Olli Rehn, il ministro per l'economia europea, al quale ho fatto le proposte dell'Italia dei Valori. Abbiamo parlato di contratto collettivo di lavoro europeo per fare in modo che i lavoratori italiani siano retribuiti come quelli degli altri paesi. Abbiamo parlato di una fiscalità europea, perché non ha senso che le imprese italiane, piccole e medie imprese, paghino il 43% e le imprese tedesche il 21%. Altra cosa, abbiamo chiesto di investire in alcuni settori che per noi sono determinanti per la ripresa economica, quello che è del recupero ambientale, per quanto riguarda il recupero dei beni culturali e monumentali, e la terza cosa per dotare tutto il paese di banda larga e informatica. Basta investire su questi temi che Olli Rehn ha approvato e riteniamo che l'Italia si metta in moto.